Intanto l'idea del riadattamento era un'idea intima, privata quasi, non pensavo di farne un progetto pubblico perché temevo, come dire, di essere in certo senso giustamente accusato di presunzione, no? Perché un'opera così importante, così rappresentativa, forse l'opera più grande della canzone d'autore italiano, metterci mano e farla diventare in dialetto poteva essere considerata un'operazione presuntuosa. Quindi 13 anni fa, quando l'ho fatto, io l'ho fatto rispondendo ad un bisogno intimo, proprio di sentire più vicina un'opera che per me era stata di formazione, e poi soprattutto sentirmi vicino al maestro. Ha confermato la stessa Dori che il dialetto conferisce a questa versione dell'opera una marcia in più, ha un carattere di più, e penso che sia davvero così.